purtroppo le temperature si stanno alzando molto, per cui il periodo che noi avevamo previsto, ottobre-marzo, non è più possibile, perché a ottobre abbiamo avuto giornate in cui si poteva andare al mare che non sono ovviamente compatibili con le piantumazioni. Il consigliere comunale Paolo Castronovi è il presidente della commissione comunale che si occupa di ambiente. Ieri ha fatto le veci del sindaco nell'augurare buon compleanno a Verde Idea, azienda specializzata nel verde pubblico che ha festeggiato i suoi 40 anni di attività con il convegno Gli alberi in città, sostenibilità e opportunità, un momento di riflessione e confronto in cui si è parlato di presente e futuro, criticità e prospettive, studi scientifici e proposte di miglioramento. La giornata di studi si è aperta con il saluto di Gildo Schievano, CEO dell'azienda che si occupa di verde pubblico in diversi comuni, tra i quali quello di Taranto, e di sua moglie amministratrice Angela Peluso. Si cerca di lavorare alacremente, quello che non viene purtroppo non vede il cittadino magari comune, basterebbe che si informasse, che dialogasse di più, eccetera. Però c'è tanto lavoro dietro quello che si fa e ogni cosa ha una sua regola, motivazione e tutto, quindi si cerca di operare al meglio in sintonia con l'amministrazione, con l'ufficio preposto. I cambiamenti climatici sono stati lo spunto di riflessione per ripensare le città. Il professor Giovanni Sanesi è docente di sevicoltura all'Università degli Studi di Bari ed è il promotore di uno studio scientifico che vede Taranto tra le città pilota, una ricerca in collaborazione con l'ASL di Taranto e Ares che servirà a dare delle indicazioni alle amministrazioni pubbliche su come il verde pubblico può ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulla vita dei cittadini. In particolare l'interesse verso Taranto è che è una città che è colpita dal cambiamento climatico e quindi vogliamo vedere esattamente quali sono diciamo, le capacità del verde di ridurre tutta una serie di stress sulla popolazione che riguardano ondate di calore, che riguardano anche notti tropicali, cioè notti con più di 20 gradi, che negli ultimi 10-15 anni sono aumentate in maniera sensibile. E allora bisogna cambiare il modo di pensare non solo a città più verdi e più vivibili, ma anche ai tempi e ai modi di piantumazione e riforestazione. Le piante ovviamente soffrono di quando vengono trapiantate, quindi probabilmente il periodo non è stato quello più felice o comunque c'è stato qualche deficit nel luogo dove sono stati indicati. Comunque fortunatamente le specie che noi piantiamo sono tutte protette da una sorta di garanzia, per cui se non hanno attecchito saranno sicuramente sostituite, come sta già avvenendo in parecchi punti della città, in modo da poter dare quello che avevamo sperato, c'è un po' di verde in più alla città.